È stato pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio la modifica al regolamento per l'utilizzo del teatro dell'Efebo all'interno del Giardino Botanico per la realizzazione di eventi e manifestazioni estive per il 2024. Con determina del commissario straordinario del 20 giugno è stata approvata la modifica richiesta dal settore ambiente, turismo, giardino botanico, prevedendo delle tariffe adeguate all'utilizzo della struttura allo scopo di incrementare un maggiore utilizzo dell'intera area adiacente al giardino botanico. È necessario disciplinare al meglio, si sottolinea, i rapporti tra i soggetti terzi e l'ente provincia per l'utilizzo del teatro, per spettacoli, eventi di promozione sociale, culturale ed economica. Il teatro dell'Efebo sarà utilizzato per la programmazione di eventi di spettacolo di richiamo turistico e l'offerta, anche con produzioni proprie dell'ente, dovrà essere indirizzata ai turisti attraverso i tour operator e le strutture ricettive. Il teatro dell'Efebo potrà essere utilizzato a discrezione dell'amministrazione per eventi organizzati da terzi per finalità di spettacolo, convegnistiche, di promozione economica o commerciale, prevedendo anche la collocazione di stand nella piazza di accesso al teatro. L'utilizzo dello spazio teatrale, pertanto libero o allestito, avrà una tariffa giornaliera di euro 500, mentre se lo spazio sarà utilizzato per più giorni la tariffa scenderà a 350 euro. L'utilizzo della piazza di accesso per la collocazione di stand sarà di 150 euro indipendentemente dai giorni di utilizzo. Qualora l'organizzatore terzo sia un ente pubblico, il presidente della provincia potrà applicare un abbattimento delle tariffe anche totale. In ultimo, i soggetti che utilizzeranno la struttura dovranno sottoscrivere una convenzione con l'ufficio per stabilire gli obblighi assicurativi, le regole di utilizzo ed eventuali penali.